E buongiorno a tutti, bentrovati con questo nuovo appuntamento, è il secondo della rete dei comunicatori, rete lanciata da Agenda Digitale del Veneto, dalla Regione del Veneto, secondo appuntamento dedicato all'utilizzo dei social network nella pubblica amministrazione. Promuovi al meglio i tuoi servizi digitali. Allora, benvenuti, io sono Domenico Lanzilotta, giornalista di Bloom Business as a Medium, e questa mattina sono in compagnia di Antonino Mola, strategia ICT agenda digitale della Regione Veneto. Buongiorno Antonino. Buongiorno Domenico, buongiorno a tutti voi, eccomi. Eccoci, poi con Ilenia Zambonin, responsabile comunicazione di Agenda Digitale del Veneto. Buongiorno Ilenia. Ciao, buongiorno. Con Enrico Albertini, giornalista ed esperto di social media. Buongiorno Enrico. Buongiorno a tutti. E ci aiuta e ci accompagna Giacomo Porra, collega di Bloom, che sarà l'uomo che gestisce la chat e tutti gli altri strumenti per interagire con questo panel. Giusto Giacomo, come funziona? Ciao, buongiorno a tutti. Sì, allora io coordinerò la chat e le domande che arriveranno sicuramente dal pubblico. Per fare le domande ci sono due opzioni. Le potete scrivere sulla chat pubblica, avendo cura di selezionare All Panelists and Attendees, oppure con il modulo Q&A che trovate nella barra in basso. Poi sarò io a aiutare nella scelta a chi direzionare le domande. Potete ovviamente fare domande anche direttamente a Giacomo selezionando il suo nome nell'elenco a tendina che compare. Bene, mi pare che abbiamo detto tutto, e allora, visto che abbiamo un'ora e molti contenuti sul piatto, do subito la parola ad Antonino Mola, che lo ricordo si occupa di strategia ICT, agenda digitale per la Regione del Veneto. Antonino, allora lanciamo un po' la giornata di quest'oggi. Qual è il ruolo dei social nella promozione delle attività della pubblica amministrazione? Grazie Domenico, intanto permettimi di ringraziare tutti i partecipanti a questo webinar. Sono veramente molti e quindi questo ci fa veramente molto piacere, perché significa che c'è un vero interesse e stiamo cogliendo nel punto di un bisogno vero che c'è nel territorio. Questo, come hai detto tu, è il secondo incontro di una serie di incontri che sono dedicati al tema della comunicazione del nostro prodotto MyPA. Ce ne saranno altri due in un'iniziativa a crescere, insomma, della comunicazione verso il territorio, dove noi vorremmo essere aiutati dai nostri colleghi sul territorio, vorremmo portare un messaggio importante ai cittadini, cioè che la pubblica amministrazione si sta organizzando attraverso un contenitore dove il cittadino può trovare dei servizi importanti. Ma l'iniziativa di Regione del Veneto e di questa rete non si concluderà con questi ulteriori due incontri della comunicazione pensati per il tema MyPA, ma anche il prossimo anno ci saranno altri incontri, perché il tema della comunicazione per Regione Veneto e soprattutto il tema di fare rete per Regione Veneto è un punto fondamentale della strategia per la trasformazione digitale del nostro territorio. Noi crediamo che se vogliamo effettivamente raggiungere il più piccolo comune del nostro territorio e con esso anche il cittadino che abita nel più piccolo comune, dobbiamo mettere in piedi una serie di comunità che siano in grado di affiancare Regione Veneto in questo percorso di trasformazione digitale. Naturalmente la rete dei comunicatori è una delle reti che noi stiamo cercando di animare sul nostro territorio. Ce ne sono veramente molte altre, in questa idea che se noi vogliamo prendere la tecnologia e trasferirla fino all'ultimo comune e da questo verso il cittadino,
abbiamo bisogno di far conto su un dorsale di persone che siano in grado di recepire queste innovazioni, che siano in grado di comprendere i temi che si stanno mettendo a terra da parte di Regione del Veneto e siano in grado di poter poi portare un reale vantaggio verso il cittadino. Io ricordo che quest'anno ci siamo dati l'obiettivo, da qui a dicembre, di comunicare il tema di MyPA e quindi di questa area personale del cittadino, dove abbiamo intenzione di raggiungere lo stesso cittadino con tutti i servizi che Regione Veneto da qui in avanti e con la Regione Veneto, tutti i comuni del nostro territorio vorranno farli pervenire, ma il prossimo anno abbiamo delle sfide altrettanto importanti che avranno bisogno di iniziative analoghe. Io ricordo che ad esempio il 28 di febbraio del prossimo anno ci sarà lo switch off a pago PA. È un'importante innovazione che cambierà in maniera radicale alcune abitudini dei cittadini nel effettuare i pagamenti verso la pubblica amministrazione. Questo tema di come comunichiamo al cittadino questi cambiamenti e come lo mettiamo nelle migliori condizioni di poter sfruttare l'innovazione, che come sappiamo bene è tale solo se riesce a essere diffusa ed riesce a essere un vantaggio percepito da parte di tutti. Quindi come noi raggiungiamo con l'informazione corretta tutti i cittadini del nostro territorio diventa fondamentale, e la rete dei comunicatori sarà strategica il 28 febbraio per poter iniziare una campagna sul tema dei pagamenti digitali. Ma ancora abbiamo dei progetti che sono partiti, ad esempio tutto il tema del progetto di convergenza del nostro territorio riguarda oltre 200 comuni del nostro territorio che sono stati finanziati da Regione Veneto anche per realizzare nuovi servizi sull'infrastruttura MyPortal, e quindi che il cittadino si ritroverà nell'area personale MyPA. Ecco, quest'ulteriore progetto, che è un progetto di un finanziamento di 13 milioni di euro, quindi stiamo parlando di risorse importanti che noi stiamo portando a vantaggio dei comuni e quindi dei cittadini. Anche questo progetto nelle sue fasi realizzative avrà bisogno di essere opportunamente comunicato, e ancora una volta la rete dei comunicatori diventa fondamentale. Ancora abbiamo finanziato un altro progetto, sta proprio partendo, saranno approvati in questi giorni, anzi è già stata approvata la realizzazione dei progetti delle autorità urbane. Anche in questo caso stiamo parlando di altri 8 milioni di euro che Regione del Veneto finanzia ai comuni del nostro territorio, e anche qui ci saranno oltre 20 nuovi servizi che saranno realizzati, e come prima e come per le altre iniziative sarà fondamentale raggiungere il cittadino per fargli capire che la pubblica amministrazione si sta trasformando, usa il digitale e lo usa per migliorare le condizioni di vita del cittadino attraverso una serie di servizi che gli possano facilitare il rapporto con la pubblica amministrazione. Il tema del cittadino, e chiudo con questo invito che io faccio soprattutto alla rete dei comunicatori, il tema del cittadino e la sua centralità nell'azione, nell'agire, la trasformazione digitale diventa fondamentale. Per poter sfruttare al meglio un rapporto di continuo confronto con i cittadini, che ci possa dare la possibilità di percepire qual è la valutazione che gli stessi cittadini hanno dei nostri servizi, ma soprattutto per includerli
by design, cioè fin dall'inizio, nella progettazione dei nuovi servizi, stiamo partendo con un'iniziativa per individuare i cittadini amici. Chi sono i cittadini amici? Noi vorremmo individuare a livello regionale un numero finito di cittadini, stiamo pensando a qualche centinaia, che possano iscriversi a un panel di cittadini amici, rendendosi quindi disponibili a essere dei nostri sensori, a essere delle persone con le quali noi possiamo interagire in un rapporto specifico per poter continuamente aprire una discussione su quali sono i bisogni e su come questi bisogni vengono interpretati. Quindi non la faccio lunga ulteriormente, vi lascio con questo invito e quindi chiedo alla cortesia a tutti gli appartenenti alla nostra rete di comunicatori di farsi parte attiva in questa iniziativa che metteremo in pista a breve della costituzione del panel dei cittadini amici. Permettetemi di chiudere ringraziando Ilenia Zambonin, ma anche Federica Broccali, la Sara De Marchi, Antonio Candiello, che sono il team di persone che stanno portando avanti questa nostra iniziativa di costituzione delle reti della pubblica amministrazione del Veneto. Grazie veramente a tutti e grazie naturalmente anche a voi, Domenico, del contributo che come Bloom ci date in questa iniziativa. Grazie Antonino, grazie per aver ampliato il panorama e inserito questo appuntamento in un quadro più ampio che è quello della rete dei comunicatori e poi di tutte le altre iniziative che l'Agenda Digitale del Veneto sta mettendo in campo. Chiamo in causa Ilenia Zambonin, ma prima di lanciare il tuo intervento, Ilenia, vorrei far partire un piccolissimo poll, un piccolo questionario che ci serve un po' a capire di che cosa stiamo parlando. Certo. Lo lancio. Quindi è un questionario al cui chiunque può rispondere se siete connessi a Zoom dall'app, quindi non funziona da web, purtroppo non è ancora stata implementata questa funzione, ma vorremmo capire su quali profili social è presente la vostra organizzazione, il vostro ente. Vedo che si comincia a votare, qui abbiamo inserito ovviamente i principali, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, ma c'è la possibilità di inserire altro. In tal caso potete specificare quale, vedo che stanno già arrivando in chat le specifiche, ovviamente YouTube, che è uno dei social non citati, ma che ci aspettavamo di trovare in altro. Allora, mentre facciamo, dunque, direi che possiamo in realtà anche chiudere qui il poll. Avete gli ultimi 5 secondi per votare. Ok, vedo che il flusso di voti si è sostanzialmente fermato, quindi termino il poll, condividiamo i risultati e vediamo che ovviamente c'è una fortissima presenza, giusto Ilenia, su Facebook, Esatto. seguito da Twitter, quindi Facebook sostanzialmente 9 su 10, Twitter siamo al 36% e seguono Instagram, interessante questo dato perché è quasi un 30%, LinkedIn al 18% e altri, immagino prevalentemente YouTube, forse qualche altro social, con un 11%. Bene, questi dati ci aiutano un po' anche a misurare e a entrare in relazione con la rete e a creare anche un dialogo che sia bidirezionale. Ilenia, ti lascio al tuo intervento che si focalizza sul tema della PA e dell'uso dei social media, quindi a te la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, intanto vi condivido lo schermo. Finché vi condivido lo schermo, io vorrei ricordarvi che le mie presentazioni sono sempre il riassunto tra quello che è la mia esperienza, quindi proprio operativa nell'ambito della comunicazione sia online che offline,
per la pubblica amministrazione chiaramente, e anche quello che è le linee guida di Agid, che noi come agenda digitale chiaramente dobbiamo quasi sempre attenerci. Allora, parto dalla mia ultima slide che ho proiettato la scorsa volta, perché vi ricordo che la nostra strategia di comunicazione cioè la base è che la PA e il cittadino sono sempre alla costante ricerca l'uno dell'altro, perché entrambi hanno bisogno di parlarsi in modo più diretto, facile e frequente. Allora, vi do qualche dato da una ricerca che è stata fatta da Forum PA a fine 2019, generale, giusto per far capire anche l'importanza dei social network. Allora, scusate, ok. Sì, allora, le città italiane, risulta da questa ricerca che le città italiane sono sempre più attive sui social network. Le città, così potete anche andare a vedere i loro profili, che hanno capacità di coinvolgere l'utenza in maniera molto più attiva, poi anche per numero di profili e post, visibilità, sono Torino, Bologna e Napoli. Inoltre, da questa ricerca emerge anche un altro dato, che viene sempre fatta un maggior investimento sulla comunicazione social da parte dei comuni italiani. Infatti è stato verificato che dietro a queste performance, appunto delle città che vi ho citato, Torino, Bologna e Napoli, prese appunto come esempio, ma poi seguono Firenze, Roma, Cagliari, Venezia, ci sono proprio delle competenze specifiche e dedicate. Sviluppano dei piani editoriali, mettono a disposizione strumenti e risorse e quindi hanno una crescita costante. Vi do anche un altro dato, questo magari può essere utile per quando pubblicheremo assieme i post. Dall'indagine emerge anche che è in aumento i video su Facebook, i live streaming di eventi e iniziative, e questo non è altro chiaramente che la riprova del fatto che anche la pubblica amministrazione si spinge sempre di più verso un linguaggio semplice, fatto anche di immagini, che non dobbiamo dimenticarcele sui nostri post, che sono e risultano essere più facili da leggere, più agili nella comprensione e anche sono più facili da condividere. Detto ciò, allora, come dobbiamo vedere l'utilizzo dei social network per una pubblica amministrazione? Io ho scritto che l'utilizzo dei social media risultano uno spazio di relazione. Quindi non è più io pubblico per dare un'informazione, ma si sviluppa proprio una relazione tra pubblica amministrazione e cittadino. Infatti in questi canali abbiamo visto che cosa succede. Nasce, cresce e si rafforza la reputazione del proprio ente. Chiaramente questo io dico sempre che è fondamentale saperli gestire al meglio, altrimenti non veniamo a creare rapporto di fiducia tra ente e cittadino. Nel nostro percorso dei nostri webinar ricordiamoci sempre che il nostro obiettivo è quello di promuovere i servizi digitali che offriamo, farli chiaramente conoscere, ma soprattutto anche vogliamo invogliarli ad utilizzarli. Allora, vi ho elencato qualche vantaggio dei social network, ribadisco, se usati correttamente. Innanzitutto, per la pubblica amministrazione è stare dove sono i cittadini. La pubblica amministrazione deve essere presente e deve rappresentare anche ormai un punto di riferimento anche su queste nuove piattaforme di comunicazione. E vi ho messo la parola nuove, tra virgolette, perché ormai nuova credo che non sia più la comunicazione social. E far conoscere e mettere in rete le buone pratiche, risolvere piccole questioni quotidiane del cittadino. Quindi con un post, con un messaggio diretto possiamo subito interagire e quindi risolvere magari anche un problema. Avere una comunicazione meno formale e quindi chiaramente risulta più vicina al nostro cittadino, e anche per la pubblica amministrazione ricordiamoci che possiamo andare a verificare come si parla di noi, quindi verificare appunto la nostra reputazione. Parliamo di Facebook perché effettivamente anche da altre indagini, e poi è stato riscontrato col sondaggio che abbiamo fatto prima, è il canale più utilizzato.
Parliamo sempre in generale, cioè quindi a livello nazionale. Facebook risulta essere la pagina iniziale per milioni di italiani che si informano sul web, e Messenger, che è il servizio di messaggistica, nel palmo di oltre 40 milioni di mani in Italia, e Facebook è la piattaforma privata che raccoglie le informazioni più dettagliate su esigenze e opinioni degli italiani. Quindi che cosa possiamo dedurre da questa ricerca? Che in Italia ormai esiste quasi una totale sovrapposizione degli utenti internet, quindi che digitano in Google per ricercare le informazioni, con quelli di Facebook. Pertanto è diventata la nuova pagina iniziale del sito web di ogni pubblica amministrazione. Pertanto a cosa succede alla pubblica amministrazione? Non le rimane altro che scegliere se prenderne possesso e quindi diventare parte attiva, pubblicando informazioni veritiere, oppure lasciare che siano chiaramente altri utenti di Facebook che monopolizzano la discussione sul proprio conto. Questo chiaramente non sto dicendo che dobbiamo avere una crisi di identità, cioè noi dobbiamo sempre mantenere un ruolo istituzionale, vale per l'ente pubblico o l'azienda pubblica, ma questa ricerca dice che un corretto utilizzo di linguaggi più semplici e diretti è diventata oramai una grandissima opportunità per i cittadini che dimostrano di apprezzarla. Dove vogliamo arrivare? Soprattutto anche quello, un po' il percorso che stiamo facendo con questi webinar di comunicazione. Per noi, come Agenda Digitale, il nostro vero traguardo sta nell'uso consapevole dei social, che sono appunto l'interazione per migliorare i servizi al cittadino e stabilire una relazione basata sulla fiducia e soprattutto sulla partecipazione. E vi lascio con una piccola riflessione che ho fatto parlando anche con altri colleghi e che ho ascoltato durante altri webinar. Tutti ormai abbiamo in tasca uno smartphone e praticamente ormai per tutti abbiamo un profilo social. Postiamo, commentiamo senza pensarci troppo. Questo però non dobbiamo avere la presunzione, passatemi il termine, di saper gestire un canale social ed effettuare anche quindi una comunicazione corretta, soprattutto quando stiamo operando per una pubblica amministrazione, che ricordiamoci è un ruolo istituzionale perché usiamo comunque un logo del comune. Qual è quindi la sfida che speriamo di iniziare, non dico portare a termine con i nostri cicli di webinar, però almeno di intraprendere? La sfida per noi è potenziare le competenze in modo che voi possiate interagire in modo migliore con i vostri cittadini. Questo è un po' quello che, scusate, adesso chiudo. Ecco. Questo è un po' la panoramica chiaramente di tutti i canali social a livello anche nazionale. Adesso magari con Enrico entriamo più sullo specifico, magari parlando anche proprio di Facebook. Esatto, allora lasciamo subito la parola a Enrico Albertini, che lo ricordo è giornalista, esperto di social media e che ci aiuta un po' a capire cosa significa definire una strategia social. A te la parola, Enrico. Grazie. Allora, come diceva Domenico, io sono un giornalista professionista, ho un passato alle spalle da carta stampata, adesso lavoro per Blume, lavoro per l'Università di Padova, quindi sono passato un po' dall'altra parte, prima cercavo le notizie, ora le confeziono e cerco di venderle, un termine magari un po' ambiguo, ai giornalisti. E mi fa molto piacere intervenire dopo Ilenia perché ho sentito parole che sono musica per le mie orecchie, ho sentito dire strumenti, risorse, competenze, pianificazione. Secondo me siamo già entrati nel mood di quello che è una corretta gestione dei social. E la chiusa finale sul discorso, tutti noi abbiamo i social ma non dobbiamo avere la presunzione di saperli usare correttamente, è quel bagno di umiltà che secondo me ci serve per entrare nel tema. Allora, condivido un attimo che le cerco le mie... Ecco qua la mia presentazione. Adesso dovreste vederla, giusto?
Allora, prima sentivo parlare da parte di Lenia di la costante ricerca, la relazione fra la pubblica amministrazione, i social e i cittadini. Allora, io aumento il livello perché il mio titolo è Social e pubblica amministrazione, un matrimonio che sa da fare, anche perché sono fresco di matrimonio, quindi è un tema a me caro. E vi spoilerò già la risposta, certamente un matrimonio che sa da fare. Il punto di domanda l'ho lasciato solo per poter coltivare quel dubbio che tutti noi dovremmo coltivare. Cominciamo. Allora, vediamo cosa andiamo a trattare oggi. 4 punti molto veloci. Cominceremo da una riflessione su perché usare i social media in generale. Poi passeremo a declinare questa riflessione sulla pubblica amministrazione, capire perché è un'opportunità, perché sono un'opportunità, in particolare Facebook, anche gli altri, ma soprattutto Facebook, e lo vedremo perché, a patto che si mettano insieme alcune particolari correzioni. Poi vedremo la pianificazione, quello di cui un po' si parlava, si accennava anche prima, come fare un piano editoriale, perché le idee siamo sicuri che tutti ce l'abbiamo, però è importante dar loro una forma e una tempistica. Infine chiuderemo con la parte un po' più pratica su come scrivere e quando scrivere un post, magari riusciamo a fare anche un esempio appunto su MyPA. Allora, andrò piuttosto veloce anche perché queste slide poi ve le lascio e chiunque le può guardare e leggere. Definizione della Treccani, la metto per una questione di onestà intellettuale, perché sì, i social sono delle reti sociali virtuali, chiedono una registrazione e quasi totalmente sono gratuiti, però in realtà c'è un gran prezzo che si paga e noi lo dobbiamo sempre tenere in considerazione quando si entra sui social. Sono i nostri dati personali, le nostre opinioni, il nostro credo religioso, le inclinazioni sessuali, eccetera, eccetera. Questo è il vero prezzo che hanno le reti sociali su internet. Quindi prendiamo sempre in considerazione quando noi entriamo, quando noi li usiamo, che sì, è tutto gratuito, però noi mettiamo a disposizione di chi gestisce i social un patrimonio di dati che è inestimabile. Questo per onestà. E perché usare i social? Allora, cominciamo a mettere insieme alcuni punti, magari anche banali, ma elenchiamoli. Beh, sono un modo per aumentare la nostra visibilità e raggiungere persone alle quali altrimenti non potremmo arrivare. Vedremo poi i dati, li ha già dati Lenia, ne darò anch'io a conferma di quanto vi diceva prima. I social sono pervasivi, arrivano dappertutto. Al momento sono lo strumento che riesce a raggiungere il target più eterogeneo possibile. Poi noi, grazie ai social, riusciamo a entrare in contatto direttamente con molte persone. Se noi siamo in grado di dar loro le risposte e le informazioni che cercano, noi le fidelizzeremo e questo sarà molto importante, soprattutto, non solo, ma soprattutto per la pubblica amministrazione. I social ci permettono di utilizzare al meglio differenziandoli i nostri contenuti. I social sono piattaforme multi-contenuto per eccellenza. Puoi usare il video, puoi mettere le foto, puoi usare un testo, creare un sondaggio, creare un evento, una quantità di strumenti che messi insieme a noi danno una grande possibilità comunicativa, più di altri mezzi di comunicazione più classici come può essere, non so, la comunicazione dell'ufficio stampa, il sito. E altra cosa molto importante, e mi sa che ci sta proprio a pennello con questo tipo di incontro, i social ci mettono in rete con realtà simili alle nostre e ci rendono parte di una comunità senza confini. E questo è importantissimo, perché si dice sempre che le idee, le buone pratiche camminano sulle gambe delle persone e i social in qualche modo riescono a metterci in contatto, riescono a far sì che quella condivisione di cui tanto si parla effettivamente riesca davvero. Altra cosa da non sottovalutare, fanno crescere i risultati dei nostri siti, perché tutte le pubbliche amministrazioni hanno un sito. C'è chi lo fa meglio, c'è chi magari può migliorare, c'è chi ha più attenzione alla comunicazione in rete e chi ne ha meno. Però uno dei modi migliori per posizionare i nostri siti è farci entrare le persone e i social sono un punto d'entrata eccezionale. Quindi più persone attraverso i social entrano sui nostri siti, leggono le nostre informazioni e di conseguenza si migliora il posizionamento web dei nostri siti, perché è vero che esiste l'ottimizzazione SEO per rendere più ricercabile un sito, però la realtà è che più persone entrano nel tuo sito, più il tuo sito verrà letto dai principali motori di ricerca, penso agli spider di Google, ma non solo, come un sito importante.
Allora, altra cosa molto importante, i social ci permettono di raccogliere spunti, opinioni e consigli. È vero, ho evitato, qualche volta ci permettono di raccogliere anche degli insulti e delle cose del genere, ma non è quello su cui ci focalizzeremo. Ci permettono di raccogliere spunti del nostro target di riferimento e quindi se serve modificare le nostre strategie comunicative. Un feedback gratuito e immediato. E guardate che questo vale soprattutto a livello aziendale, ma vale per tutti. Avere questo tipo di feedback diretto, senza mediazioni, che si può analizzare con gli strumenti di insight che ogni pagina Facebook ha, è importantissimo, perché dobbiamo prendere i social come delle palestre, dove a volte bisogna anche buttarsi. Si può anche sbagliare. L'importante è poi correggere il tiro seguendo le indicazioni dell'utente. Quindi questo feedback, secondo me, questo è uno dei punti più importanti per la pubblica amministrazione. Se usati bene, i social aumentano la credibilità e l'autorevolezza della nostra realtà. Questo vale per tutti, infatti vedete che vi elenco sia un ente pubblico, un'azienda, una cooperativa, associazione. In questo mondo di rumore inteso nel senso comunicativo, dove c'è un surplus di informazioni ogni giorno, molte non sono verificate, molte sono proprio false, l'autorevolezza è una cosa importantissima e credetemi è una scala un po' diseguale fra salita e discesa, perché l'autorevolezza aumenta molto molto lentamente, però poi basta un errore grosso per cadere a terra e a volte non si recupera più. I dati. E questo è l'osservatorio Vincos, ci dice che utenti mensili in Italia su Facebook sono 36 milioni. Come YouTube non è un vero e proprio social media, è più una repository di contenuti. Twitter si tiene l'altra cosa, l'altro social che secondo me vale la pena di essere usato da parte della pubblica amministrazione, si mantiene sempre sui 10 milioni, questo è un dato piuttosto costante. Diciamo che mentre gli altri crescono, Twitter aveva avuto un boom dopo all'inizio, prima del 2010, poi era molto calato in Italia, poi si è ripreso, adesso si mantiene su quel dato di attorno a 10 milioni, insomma stiamo dicendo che un italiano su 6 usa Twitter, però vedete il numero di Facebook è grandissimo. E questo è il perché più importante per la pubblica amministrazione, alla domanda perché la pubblica amministrazione deve utilizzare Facebook. E al di là degli utenti attivi, che sono quasi la totalità degli utenti che hanno un profilo Facebook, guardate anche i milioni di utenti attivi ogni giorno, significa che chi ha Facebook lo usa praticamente ogni giorno, questo è importante perché dà continuità. Ma guardate la torta dell'età, è una delle torte più equamente divise che si possono trovare. Su Facebook noi troviamo tutte le categorie di nostri cittadini, dal giovane al meno giovane. E questo è molto importante, soprattutto verso l'alto, perché spesso si pensa che le persone un po' più avanti con l'età abbiano meno familiarità con i social. Ci sono dei dati che dimostrano che questo è effettivamente vero, però se c'è un social che tutti usano e sanno usare abbastanza bene nel ricercare informazioni e nel fare domande, è Facebook. Quella torta dell'età che vedete e che vi lascio è il motivo principale perché scegliere Facebook per comunicare per una pubblica amministrazione. Tutto bello? Insomma, i social network sono sicuramente un'occasione da non perdere per farsi conoscere, per veicolare le proprie informazioni, per dare risposte. Bisogna però utilizzarli al meglio. Un social network usato male è un clamoroso boomerang. Non voglio farvi violenza psicologica, però questa è una cosa, come diciamo prima, strumenti, risorse, competenze, pianificazione. I social network vanno usati, però vanno usati bene. L'utente medio adesso, anche l'utente che magari non ha tantissima familiarità, ci entra 2 o 3 volte a settimana, ormai si rende conto subito di una pagina non curata, di informazioni sbagliate, di informazioni nascoste o che non si riescono a trovare. I social network fanno parte della nostra quotidianità. I dati ci dicono che è così. Vedete, io dico sospendendo ogni giudizio di valore perché poi c'è tutta una questione etica sull'utilizzo dei social network. Pensate a quanto sta succedendo adesso, che ne so, faccio un esempio nella campagna presidenziale americana con i post di Facebook cancellati a Trump. Però dobbiamo scontrarci con questa realtà. I social network arrivano dappertutto e arrivano anche alle persone che non li usano perché ormai sono diventate fonti per i media. Quante volte vedete un articolo che riporta l'affermazione su Facebook o su Twitter di qualcuno? Quindi l'universo di persone che utilizza i social network
è anche più ampio di quanto pensiamo, perché ci sono anche persone che vengono comunque raggiunti dalle notizie che arrivano dai social network, e quindi ormai possiamo dire che sono utilizzati da molti, ma conosciuti veramente da tutti. E i dati che abbiamo, i trend di crescita, ci fanno capire che più avanti sarà sempre più così. Concludendo questa parte, lo diceva già un filosofo, Vasco Rossi, nel 2011, a volte la semplificazione in comunicazione serve tantissimo. Lui aveva già capito, lo diceva, i social network sono come internet una grande risorsa e una grande rivoluzione, verissimo. Nel costume, vero, nella cultura, forse meno vero, visto la piega che hanno preso poi i social network, nell'informazione, assolutamente sì. Come tutte le cose hanno dei lati positivi e dei lati negativi, diceva il filosofo Vasco Rossi. Credo che in questo caso i lati positivi superino quelli negativi. Lo diceva ormai quasi 10 anni fa e concordo, questa è la valutazione finale. Perché sono un'opportunità anche per la pubblica amministrazione? Abbiamo descritto, dipinto un mondo sempre più social. Chiaro che la pubblica amministrazione non può chiamarsi fuori, deve fare la sua parte. Non è l'unico modo per comunicare, non sono l'unico modo per comunicare i social media, ma ormai sono imprescindibili. E guardate una cosa che mi ha molto colpito, sono dei dati del 2019 raccolti dall'Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale, che ha fatto una lunga analisi, vedete in fondo alla slide c'è il link, vi prego di andare a darci un'occhiata perché sono 20 minuti per farsi un'idea veramente spesi bene. E cosa ci racconta questa analisi? Ci dice che il 72% degli utenti ritiene credibili le informazioni pubblicate dalla pubblica amministrazione sui propri social. Vi dico, frequentando un po', bazzicando un po', come forse un termine un po' più adatto, i social, il 72%, cioè 3 utenti su 4 che ritengono affidabili le informazioni pubblicate dalla pubblica amministrazione sui propri social, è un dato molto alto, anche perché è in incremento del 23% rispetto all'analisi precedente che era stata fatta circa un anno prima. Addirittura il 64%, oltre a ritenerle credibili, quindi quasi tutte le persone che le ritengono credibili, le ritengono anche utili al miglioramento del rapporto con i cittadini. Tanto che molti, in realtà molti qua, il 47%, siamo circa la metà, ritengono sia necessario implementarne la diffusione. Quindi i cittadini ci chiedono, vi chiedono di comunicare. Questo è un dato di fatto. E immagino che molti di voi lavorino per comuni, quindi c'è anche una soddisfazione, perché a guidare la classifica degli enti che comunicano meglio attraverso i social, secondo gli italiani, ci sono i comuni, seguiti dalle aziende di servizio pubblico. E poi c'è il link all'analisi. E poi è arrivata la pandemia. È arrivato il coronavirus che ha stravolto le nostre abitudini, un'emergenza a cui nessuno di noi, la nostra generazione, ma probabilmente anche quelle precedenti, era abituata, e il coronavirus ci ha chiuso in casa. E là l'utilizzo dei social network è diventato ancora più importante e si è visto, credetemi, chi l'ha saputo utilizzare meglio da chi l'ha saputo utilizzare peggio. Un'altra analisi, sempre dello stesso osservatorio, fatta attorno, se non sbaglio, a giugno, quindi appena dopo la fine del lockdown, della parte più dura del lockdown, ci raccontava come 8 italiani su 10 considerano utile l'utilizzo di social network e chat per comunicare con enti pubblici. Poi c'è anche una divisione territoriale, vedete a nord-est siamo al 74%. Sono dati importanti, sono veramente dati importanti. Guardate anche quello dell'età. Cioè non è che ci credono solo i giovani perché sono più nativi, sono più quelli che noi chiamiamo nativi digitali, ci credono anche le persone fra 35 e 54 anni, ci credono anche le persone oltre i 54 anni, sono utili. Allora, la scelta di essere presenti sui social network è strategica, è essenziale. Deve essere presa per efficientare il processo comunicativo verso i cittadini, sempre tenendo a mente che bisogna avere un piano operativo strutturato ad hoc. Solo in questo modo si riesce a cambiare la prospettiva, perché all'inizio molte pubbliche amministrazioni hanno sfruttato i social già dall'inizio, dal boom iniziale a fine anni 2000. Però bisogna cambiare la prospettiva, la comunicazione non è più verso il cittadino, ma la comunicazione è con il cittadino. Ascoltare e interagire sono le parole chiave. E qualcuno potrebbe dirmi, è normale che sia così, ma guardate che si tratta di armarsi di competenze e pazienza come forse non si pensa. Comunque, ascoltare e interagire. Quindi,
chiudendo la parte sulla pubblica amministrazione, utilizzare canali social è essenziale, a patto che, si diceva, se ricordate nell'indice iniziale, a patto che si stabilisca chi e come li gestisce. Attenzione, tenere i social network è un'occupazione, non un ritaglio di tempo. Su questa questione, non, credetemi, è uno dei punti dove si cade. Bisogna trovare una persona, meglio se competente, che ci dedichi una gran parte del proprio tempo. Immagino che per molti enti pubblici non sia semplice, perché ci sono carenze di personale, non è facile, però è fondamentale per una buona riuscita. Bisogna creare una policy interna per la gestione, appunto chi lo fa, quali contenuti, anche banalmente, ma non tanto banalmente, come gestiamo le password, cioè chi può accedere, quando può accedere, da dove si può accedere. E dopo bisogna prendere in considerazione i risultati. Sbagliare non è un dramma, però bisogna imparare dai propri errori. Gelati. Un esempio di come si impara dai propri errori. Questo lo faccio vedere spesso, ma è molto indicativo. Guardate come Algida ha fatto, mi pare fossimo nel 2009, gli auguri per la festa delle donne. Non sta a me dirvi cosa sembra quel gelato, è stato uno dei post più criticati, addirittura il caso è finito sui media. Algida non sa gestire i social network, però Algida ha imparato dalla questione, se non sbaglio 2 anni dopo ha fatto una cosa bellissima. Aveva ritirato il Winner Taco, che vi giuro io non ho mai mangiato, però ho scoperto che era un gelato molto in voga. Il social media manager o le persone che gestivano le pagine social hanno cominciato a registrare una serie di migliaia di commenti anche su post che riguardavano altro, che chiedevano ridateci il Winner Taco, ridateci il Winner Taco. Tempo 2 mesi, il Winner Taco è stato rimesso in produzione, è stato pubblicato su Facebook ottenendo un grande doppio risultato, perché così Algida ha capito di aver imparato dagli errori, facendo capire a chi segue le pagine: guardate che noi leggiamo tutti i vostri commenti, tanto da rimettere in produzione, riprendere in produzione il gelato. Così le persone che hanno letto questo post si sono sentite, si potevano mangiare il loro preziosissimo gelato, ma anche partecipi probabilmente qualcuno avrà detto, questo gelato l'ha rimesso, ma per merito mio, grazie al mio commento, grazie alla mia interazione. Piano editoriale. Tutte le cose, tutto quanto riguarda la comunicazione va pianificato. Anche sui social media la pianificazione è essenziale. Attenzione, non sto parlando di un qualcosa di troppo rigido, l'elasticità è fondamentale, però bisogna cominciare a scontrarsi con il concetto di piano editoriale. Ogni organizzazione, quindi anche la pubblica amministrazione, è portatrice sana di notizie, cioè notizie che servono al cittadino, che sono utili, che possono migliorare la vita, abbattere la burocrazia. Il concetto è notizia variabile, ma insomma si tratta di un qualcosa di utile per il cittadino. Il gap tra quello che vogliamo comunicare e come siamo visti, come siamo percepiti, si può colmare attraverso la stesura di un piano editoriale che sfrutti tutte queste informazioni che noi andiamo a dare. Un piano editoriale cos'è? Un piano di massima che potete fare in tutte le modalità, potete usare un Excel, un foglio Word, scriverlo su un pezzo di carta, meglio se digitale ovviamente perché deve essere condiviso, però utilizzate il metodo che vi viene meglio. È un piano di massima che stabilisce tempi, modalità e canali di diffusione delle notizie. Guardate, proprio per far capire la banalità del piano editoriale, questa è una cosa che può servire, no? All'interno delle caselle stabilite, ne so, martedì una notizia su Facebook, mercoledì la riposto su Twitter, se ho Instagram decido i giorni in cui postare. Questo è fondamentale, soprattutto nella pubblica amministrazione, dove la raccolta di notizie molto probabilmente arriva da più uffici. Perché mi verrebbe da dire che ovvio che un piano editoriale serve a tutti per lavorare meglio, ma dove la gestione dei social viene tenuta in casa o gestita da una persona è meno fondamentale, perché una persona si può raccogliere le informazioni e gestire tutto e sistemare nel corso della settimana o nel corso del tempo l'uscita di queste informazioni. Ma molto spesso voi sarete chiamati a raccogliere informazioni da più persone, da più uffici. Avere un piano editoriale e condividerlo, vi create una cartella condivisa dove tutti lo possono vedere, è fondamentale. Vi fa risparmiare un sacco di tempo. Quando qualcuno vuole sapere quando quella notizia uscirà, quindi magari quando deve preparare il materiale, se lo va a vedere sul piano editoriale. Questo è l'esempio di una
settimana. Il mio consiglio per quanto riguarda la pubblica amministrazione è fateli almeno bisettimanali. Poi le cose possono cambiare, una cosa può saltare, una cosa si può aggiungere all'ultimo, non è il Vangelo il piano editoriale, però cercate almeno di darvi una pianificazione di 15 giorni, perché avere uno sguardo un po' più ampio, su una prospettiva futura, aiuta a capire meglio quello che possiamo e quello che dobbiamo comunicare. Diciamo che il range settimanale forse è un po' troppo sul pezzo per dare anche questa prospettiva. C'è anche, molte persone riescono a farlo anche mensile, non è male. Diciamo da 2 settimane al mese è il range giusto per il piano editoriale. Passiamo alla gestione di Facebook. Prima di passare al post, qualche consiglio su come gestire la pagina. So che quasi la totalità di voi l'ha già creata, ma le pagine si possono anche modificare, perché la pagina che abbiamo su Facebook è la nostra carta d'identità. Deve essere precisa, deve descriverci al meglio, se no la gente non ci riconosce. Scegliamo un nome per la pagina aziendale che richiami più fedelmente quello che siamo. Io faccio sempre l'esempio della CGIL di Bolzano, che ha messo l'acronimo, senza aggiungere, come molte altre pagine hanno fatto, Confederazione Generale Italiana del Lavoro, perché voi pensate, quando un utente vi cerca, e cercherà CGIL Bolzano, in quel caso CGIL Hageböck è la loro sigla con la controparte tedesca. Sembra una cosa banale, ma non lo è, perché siccome nella pubblica amministrazione il tasso di istituzionalità, così per usare un termine neutro senza connotarlo negativamente, è molto elevato, molto spesso si vedono dei nomi di pagine formalissimi che poi non sono quelli che vengono cercati dagli utenti. Cioè, ponetevi sempre questa domanda: l'utente che viene da noi, come ci chiama? Come ci cerca? Come cercherà la nostra definizione in rete e su Facebook? Poi bisogna scegliere una buona combinazione fra foto profilo e foto di copertina. Buon compromesso è tenere il logo ufficiale del proprio ente nella sfotina piccola di profilo, ma nella foto di copertina, che è visibile e grande, mettete una foto bella che renda magari subito il senso della vostra attività. Se avete un'attività o del vostro territorio, penso ai comuni, mettete una bella foto. So che è già così, ma tuttora si vede in giro delle mega foto di copertina, di loghi sgranati. Mettete un qualcosa che vi renda riconoscibili. Descriversi in maniera breve ma fedele, come richiesto da Facebook stesso. Ci sono pochi caratteri, se non sbaglio 780, vado a memoria, potrei sbagliarmi, ma comunque Facebook ve li indica. E là è una delle cose più difficili, perché la descrizione, che è la prima cosa che va a leggere l'utente che arriva dopo l'elemento grafico, però è molto sintetica e è un bel esercizio di sintesi, riuscire a descrivere la propria mission, il proprio operato in uno spazio così breve. Però è importantissima perché è una delle cose che viene più letta. I contatti. Altra cosa che può sembrare banale, però mettiamo più contatti possibili, perché poi il cittadino vuole poter parlare con noi, se ha un dubbio in più, vuole poter mandare una mail, chiamare, trovare qualcuno che risponde. I social network sono canali diretti, immediati. Questo è un elemento fondamentale. Se perdete l'immediatezza, si rischia di avere quell'effetto boomerang del quale parlavamo prima. E qua è un punto dolente. Io la butto là, poi sta a voi decidere come gestirlo. I social network vanno presidiati e se i fanatici delle strategie social vi direbbero H24. Ovviamente non è così, ma bisogna seguirli il più possibile. Ad esempio, vi faccio un esempio, se voi il venerdì pubblicate un post dando delle informazioni utili al cittadino e magari questo post gira e il cittadino vi fa delle domande e dei commenti, non è pensabile che a questi commenti non si risponda anche il sabato o, se possibile, anche la domenica. Mi rendo conto di porre un problema, però queste sono le regole del gioco, cioè bisogna essere tempestivi. A un commento, se non è un commento che richiede una risposta difficilissima, ma richiede magari una risposta abbastanza rapida, bisogna rispondere entro le 24 ore. L'utente che ti pone una domanda alle 9 di sera sa che tu risponderai la mattina dopo, però se la mattina dopo non hai risposto e fai passare magari il weekend, ti legge come poco reattivo e questo può essere un problema. Bisogna trovare un modo per presidiarli dove possibile. Ci sono anche delle strategie per cercare di contenere questa questione. Ad esempio, molti so che evitano di postare tanto il venerdì, appunto per evitare che poi domande e commenti arrivino durante il weekend.
Impostare un buon livello di privacy. La bacheca è aperta, ma sul diario scrive solo l'ente pubblico. Tutti possono lasciare dei messaggi pubblici che compariranno poi sulla colonna di destra. Adesso con la nuova veste grafica di Facebook non compaiono neanche più, perché apertura e trasparenza sì, ma con qualche paletto, perché dobbiamo evitare l'effetto giungla. Adesso è una cosa che direi fa il 99% delle pagine della pubblica amministrazione. Però io mi ricordo all'inizio in cui era più difficile gestirle, magari si chiedeva a qualcuno di fare un favore di gestire la pagina social, c'erano pagine aperte in cui si leggevano qualsiasi tipo di commenti, cioè in cui proprio l'informazione si perdeva. Il flusso sul diario, il flusso sulla bacheca deve essere solamente di informazioni che escono da noi. Vedete, parlavamo della privacy, adesso è tutto a sinistra, nella nuova visualizzazione c'è la colonna che vedete, in impostazioni potete trovare tutto. E già ve la segnalo, dopo rivedremo, anche qua ci sono gli insight che sono molto importanti, che sono l'analisi dei dati della nostra pagina Facebook. Impostazioni, leggetevela, vedete, ci sarà scritto permettete agli altri di poter scrivere la nostra bacheca, dovete dire no, è una cosa molto semplice, lo trovate tutto in impostazioni. Poi bisogna saper gestire le emergenze e le criticità. I commenti negativi, dividiamoli in due grandi categorie. Il commento negativo che pone veramente una questione comunque che noi possiamo ritenere costruttiva è il commento negativo fine a se stesso che sfocia nell'insulto. Ai commenti negativi che pongono questioni, anche posti in maniera non del tutto educata, bisogna rispondere, bisogna dare informazioni dove è necessario. Chi ti pone una questione magari spinosa, ma te lo fa con educazione, sempre ringraziando per il contributo. Dobbiamo far sentire l'utente coinvolto e se ci sono errori, ammettiamoli. Attenzione, a volte succede che noi, magari una svista nel post, arriva il commento di qualcuno che ti dice qua è sbagliato, tu sistemi il post e cancelli il commento. No, si dice grazie per l'informazione, grazie per la segnalazione, scusate, abbiamo corretto. Questa è la questione. Diamo peso all'interazione dell'utente. Parlavamo di commenti offensivi, buoni sì, ma fino a un certo punto. E esiste una possibilità, la vedete sotto, quello che vedete un po' tagliato è un commento, perché ho tagliato il nome della persona che lo faceva, fra l'altro non era un commento offensivo, era semplicemente per mostrarvi. Se vi posizionate alla destra del commento, vedete quei tre puntini, posizionandovi sopra quei tre puntini, cliccando, ci sono le opzioni elimina, no, non eliminiamo, nascondi commento. Nascondi commento è la cosa migliore, perché cosa succede? Il commento sarà nascosto a tutti gli utenti, tranne a chi l'ha scritto e ai suoi amici. Questo perché? Perché è un modo molto soft per intervenire, perché chi viene in qualche modo bannato soft non se ne accorge, però gli altri utenti non possono vedere. È un consiglio che vi do, usatela questa opzione, usatela, perché è un'opzione che non viene vista, non viene intuita dal pubblico che segue, ed è un modo per nascondere certi commenti, perché ci deve essere anche un certo rigore. Commenti troppo offensivi non sono validi. Sapere gestire... Stiamo andando un po' lunghetti, per cui sì. ti inviterei... Allora, vado a come si fa un post. Come scrivere un post? Meglio essere corti, meglio stare sotto le 140 battute, si diceva una volta come fosse un tweet, io vi dico state anche sulle 300, la lunghezza è variabile a seconda di quanto dobbiamo dire, però ricordiamoci una cosa importante, noi il post lo collegheremo sempre a far atterrare l'utente sulla pagina del nostro sito in cui diamo le informazioni dettagliate. Quindi l'obiettivo del post non è essere esaustivo, è dire, caro cittadino, al link che ti diamo troverai tutto quello che devi sapere su questo argomento che speriamo ti interessi. Essere onesti, a contenuto corrisponde descrizione, attenzione a non mettere nel contenuto del post informazioni sbagliate, perché poi verrete bannati a vita voi dall'utente, e cercare di catturare l'attenzione anche attraverso simboli. Vi lascio un link, usateli poco, ci sono dei simboli. Gli strumenti di insight li saltiamo, comunque negli strumenti di insight c'è la possibilità di vedere quando il pubblico entra nella vostra pagina. A domanda quando pubblicare un post, entrate su insight, cliccate post, vedete dall'immagine, ecco, vedete che questa pagina ad esempio ha un crollo incredibile di persone che entrano dopo le 15, però dopo cena cominciano a risalire, quindi evitando dalle 15 in poi, per il resto è sempre un orario buono per pubblicare. Facciamo l'esempio del progetto MyPA. Come costruire un post sul tema?
vi parto da qualche esempio di testo. Allora, quali sono gli elementi del post? Una parte grafica, che può essere una foto o un video, noi ne abbiamo preparata una per questo tipo di post, ancor meglio un video, il video è l'elemento più virale, gira e viene visto, visualizzato sulle bacheche 3 volte più di un post normale. Mi pare, quando Ilenia darà l'ok, che ci sia anche un video che si potrà utilizzare più avanti per il progetto MyPA. Qua ho fatto 2 esempi di post, e se volete andiamo a vederlo su un profilo. Provo a fare il post, cosa dici Domenico? Direi che non abbiamo i tempi, ma direi anche nel frattempo ci siamo scritti con la dottoressa Zambonin che sicuramente torniamo su questi temi in profondità anche con i prossimi appuntamenti. Per cui, Sì, comunque sì. Era finito, poi guardatevi le Sì. slide, dopo ci sono alcuni esempi ci sono dei siti dove trovare delle foto gratuite, che utilità sempre utili, e degli esempi di post sbagliati della pubblica amministrazione che vi faranno toccare con mano cosa non bisogna fare. Comunque avevo concluso. Grazie mille Enrico, grazie davvero, sono arrivati anche i complimenti in chat, è la prima volta che vedo una cosa del Ho degli genere. amici che ho fatto iscrivere. Che lavorano nella PA, perfetto. No, come dicevamo, grazie per questa panoramica. Sicuramente poi torneremo sui verticali, per cui sul tema della redazione dei post, ma anche sugli strumenti di insight. Non abbiamo ancora mai parlato di pianificazioni, quindi insomma di piccole campagne di investimento. Sappiamo che è uno strumento che esiste e che in alcuni casi, scopriremo quali, è bene anche attivare. Grazie. Prima di lasciare la parola per le conclusioni a Luca De Pietro, che ci ha raggiunto, benvenuto Luca, volevo capire da Giacomo Porra se abbiamo delle domande, so che te ne sono arrivate anche di Sì, dirette in sono chat. arrivate delle domande. Ne teniamo un paio perché siamo già un po' fuori tempo. D'accordo, allora un paio per Enrico e magari un paio anche per Ilenia. Un utente chiede: quanti post è bene fare al massimo in un giorno? Le stavo rispondendo, ma allora lo dico, non esiste un numero. Dividiamo i post lungo l'arco temporale del nostro piano editoriale sulla base di quante informazioni abbiamo. Dubito che una pubblica amministrazione di piccole o medie dimensioni abbia magari anche più post per tutti i giorni o anche post per tutti i giorni, però non c'è un limite. Sappiamo che dove diamo un'informazione importante, in quel giorno è meglio tenere un post solo. Cioè bisogna che resti visibile e che non venga superato da altre informazioni per non dare... Però di solito, per esperienza sulla pubblica amministrazione, ci si può organizzare perché non si ha mai così tante notizie, almeno che non si sia il Comune di Roma o la città metropolitana di Milano. Ecco. Prossima domanda. Ottimo. Prossima domanda mi è arrivata in privato. Come si trovano nuovi follower per le nostre pagine? È bene sfruttare i gruppi Facebook cittadini? Mi viene in mente Sei di Padova, Se. Io dico di sì, perché poi noi abbiamo visto la parte istituzionale, però ognuno di noi poi c'ha il profilo privato. Quindi una buona pagina social che funziona, pubblicizziamola, mandiamola agli amici in privato, invitiamo gli amici a mettere il mi piace, seguire, è una cosa che si può fare. Se siamo iscritti a quei gruppi cittadini, diamola l'informazione, perché quando una cosa è utile poi gira e diventa virale. Quindi sì, facciamoci pubblicità, proprio pubblicità diretta sui gruppi e sugli amici che abbiamo su Facebook. Grazie mille per la risposta. E questa è sempre sul tema social, però la indirizzerei verso Ilenia, che è arrivata direttamente in chat pochi secondi fa. Un partecipante chiede se servono provvedimenti formali per aprire una pagina Facebook. Prego Ilenia. Eccomi qua, e almeno se Enrico può anche lui darmi la sua visione, io so che per aprire la pagina Facebook ti fanno una serie di domande e in quanto un ente chiaramente utilizziamo anche un logo, quindi abbiamo una responsabilità e non è che serve un documento formale, cioè non è che il comune ti debba rilasciare una carta dove ti dice ti autorizzo, chiaramente c'è una responsabilità e Facebook ti fa una serie di domande. Sì, lato Facebook no, potrebbe esserci
passaggio approvativo da parte ovviamente dell'ente, ma si dà per scontato nel momento in cui tu apri la pagina è perché sei autorizzato. Comunque lato Facebook no. Abbiamo spazio per l'ultima domanda. Un'ultima domanda. Allora, un utente mi ha chiesto in privato come ci si iscrive alla rete dei comunicatori. Sì, ve lo faccio vedere subito, così facciamo prima senza togliervi tempo. Allora, vi condivido lo schermo, troverete all'interno all'interno del sito di Agenda Digitale, il sito è, vado qua, adiveneto2020.it. Un attimino perché il mio sembra un po' lentino. C'è proprio un banner che c'è scritto iscriviti alla rete dei comunicatori. Allora, si sta caricando. Noi abbiamo già aggiornato, come vedete, l'immagine fascione di copertina di MyPA. Eccolo qua, ce l'avete proprio qua sotto. Cliccate qui e compilate il form. È un semplice modulo di Google. E a noi ci arriva la risposta. È entrata a far parte del circuito della rete dei comunicatori. Perfetto, grazie. Lasciamo allora la parola a Luca De Pietro, che con la sintesi che lo contraddistingue ci aiuterà a trarre un po' le conclusioni, perché ridi, di questa mattinata, e poi con Ilenia facciamo un passaggio sulle prossime tappe. Grazie Domenico. La sintesi faccio fatica a farla perché mi devo scusare, mi sono collegato a metà, se non a 3/4 del webinar, e sono dispiaciuto perché non sono riuscito a collegarmi prima, ma avevo una commissione ministeriale che è andata un po' più per le lunghe, e sono dispiaciuto perché i contenuti di quello che ho ascoltato era estremamente interessante, mi dicono anche gli altri partecipanti che anche la prima parte è stata estremamente utile, quindi scusate ancora, e ringrazio te, ringrazio Ilenia, ringrazio Enrico che hanno animato questo webinar. E più che fare le conclusioni, proverei un po' a tirare la somma di questo percorso che abbiamo avviato a fine luglio, che è l'idea di cominciare veramente a creare una comunità attiva su questo tema. Per molto tempo il tema della comunicazione era stato in qualche modo avvicinato, ma non era stato preso come un focus fondamentale della nostra azione di trasformazione digitale sul territorio. Invece da fine agosto, con l'avvio di questa rete di comunicatori, noi crediamo che sia importante dare continuità. Ecco, ho sentito Enrico prima citare alcune parole che, diciamo, usi termini che su Facebook vanno molto, ma che io tenderei a riprendere e che sono anche dei valori di questa rete, no? Ascoltare, siamo una rete in cui tutti siamo alla pari, quindi chiediamo sempre ai colleghi del territorio di dare la loro opinione, interagire con una certa ovviamente reattività, e poi credo che sia un aspetto fondamentale di questa rete, un po' di come tutte le iniziative che contraddistinguono la direzione SCT e Agenda Digitale, ma che rappresenta un passaggio fondamentale, la costanza. Cioè noi dobbiamo far diventare questo, come altre iniziative, un punto fermo nell'attività di aggiornamento, informazione, formazione dei nostri colleghi che lavorano sul territorio, e anche nostra. Ecco, per cui sono dispiaciuto perché oggi ho perso un'occasione per imparare cose nuove, quindi ci sarà la replica, spero, da vedere in qualche canale social. Quindi noi crediamo moltissimo in questa rete di comunicatori, assieme ad altre reti di competenze che abbiamo già attivato su temi più tecnologici, e crediamo ancora di più che mantenere e far evolvere questa rete di persone sia un elemento fondamentale per attuare le nostre strategie. Quindi grazie del lavoro che avete fatto oggi, veramente scusate, sono arrivato in ritardo e adesso mi prendo subito l'appuntamento per la prossima volta per evitare di far casino. Appuntamento la prossima volta, che Ilenia è il giorno... Allora, giovedì 5 novembre facciamo sempre alle 11:30. Abbiamo eletto il giovedì giorno della rete. Bene. Sì. Ottimo. Allora, appuntamento al prossimo 5 novembre. Nel frattempo, Ilenia, credo che arriveranno comunicazioni alla rete. Siccome appunto, e abbiamo visto anche prima con il sondaggio che abbiamo mandato, Facebook è il canale più utilizzato. Magari mando, se ci scriviamo anche in chat, agli iscritti un Google Form semplicissimo dove magari ci indicate, così costruiamo anche insieme il prossimo webinar, perché secondo me merita
un focus particolare sui canali Facebook. Infatti, scusami, non ti volevo interrompere, mi è venuto in mente che proprio la settimana prossima presentiamo un evento a Padova il 15 ottobre al Galileo Festival, in cui presentiamo un'indagine originale che ha fatto l'Osservatorio Agenda Digitale sui comportamenti dei veneti durante il lockdown, e quindi magari ne diamo anche visibilità poi successivamente anche nell'ambito della rete, e chi vuole può venire ovviamente al Galileo Festival. Bene, allora direi che ci diamo appuntamento allora il 5 novembre, nel frattempo rimaniamo aggiornati attraverso tutti gli strumenti di comunicazione della rete dei comunicatori e di Agenda Digitale. Io ringrazio tutti voi, grazie ad Antonino Mola, Elena Zambonini, Enrico Albertini, grazie a Luca De Pietro, a Giacomo Porra che ci ha aiutato con la gestione delle chat. Sicuramente, rispondo ad Andrea Micheletto, inviamo le slide e tutti i materiali come sempre. E allora appuntamento al 5 novembre, continueremo sui social, andremo ad approfondire ulteriormente. Alla prossima, grazie a tutti e buona giornata. Grazie ancora.